ci sono anche oggi purtroppo delle persone che negano o minimizzano l'importanza che queste foibe, queste uccisioni, queste sparizioni improvvise hanno avuto in quel periodo, perché era anche la guerra finita. Però sono fatti che incidono profondamente e quindi io quella volta ovviamente non me ne sono accorto perché avevo 7 anni, quindi, ma dopo la mia famiglia mi ha informato e mi sono informato io stesso appunto attraverso libri eccetera. Sì, mi sono reso conto insomma che è stata una tragedia perché gli spostamenti dei popoli, per quanto siano abbastanza naturali e siano sempre esistiti nella storia, come esistono anche oggi, basta pensare ai migranti, sì, hanno delle conseguenze, insomma, se sono effettuati su base volontaristica hanno un senso, se sono invece obbligati a spostarsi, pena la morte o la vita ingiusta, è chiaro che portano sacrifici, insomma, lasciano traccia e si sono impadroniti dell'Istria, lo Stato appunto non era più quello italiano, era quello slavo e quindi noi italiani ci siamo sentiti come pesci fuor d'acqua, diciamo, ecco, perseguitati eccetera eccetera e quindi mio padre assieme a tanti altri, assieme a circa 250.000 persone mi pare complessivamente, mio padre ha deciso di andarsene dall'Istria perché non voleva sottostare al regime comunista di Tito e quindi in varie forme, insomma, noi siamo andati via dall'Istria, dalla Dalmazia. Varie forme intendo dire che alcuni, come nel caso mio, sono scappati perché spaventati dal clima e altri invece sono venuti regolarmente fuori dopo il 48 chiedendo un permesso per uscire con masserizie, con tutto. Per esempio i miei nonni sono usciti dopo 2 anni e mezzo, nel 48 appunto, regolarmente per lasciare la zona che ormai non era più Italia. Io credo, come dice anche l'insegnamento della Chiesa, che l'accoglienza sia un comportamento da adottare. Del resto anche noi veneti, ormai mi sento veneto anch'io, siamo famosi per l'accoglienza, siamo stati da sempre accoglienti. Mia moglie, che è una veneta puro sangue qua della zona, si ricorda che quando passavano dei mendicanti o altre persone senza conoscere le famiglie trovavano sempre un piatto di polenta o altro, quindi l'accoglienza l'ha fatta. Ovviamente oggi va fatta in maniera diversa, regolata eccetera, però è inevitabile che le trasmigrazioni avvengano, insomma, oggigiorno con i mezzi che ci sono e con le difficoltà che ci sono nei vari continenti è evidente che è impossibile fermarla, a meno che non si creino dei muri, insomma. Vogliamo fare dei muri, facciamo dei muri, ma non credo che si risolva la faccenda.